giornata dal sensitivo all'occhio. Allora, la traccia del DNA è importante, però io credo che siano più importanti i risultati degli esami tossicologici per capire perché Liliana è morta. La mia tesi è quella dell'omicidio. Un omicidio che però doveva sembrare un suicidio. Invece io credo, ho valido motivo di ritenere che è un omicidio. E la traccia del DNA maschile ritrovata sul cordino che stringeva il collo della povera Lilly avvalora la mia tesi. Ora, sicuramente questo DNA non appartiene a Sebastiano Vicentin e neanche al figlio. Hanno un sospettato? Io ho sempre sentito la notizia che hanno un sospettato. Bene, bisognerà confrontare ora il DNA ritrovato sul cordino col sospettato che loro sanno. Io penso da sapere chi c'è. Vedrete, signori, che a breve ne vedremo delle belle. A breve si saprà tutta la verità. Io sono convinto di questo e sono fiducioso nel mio operato. Sono fiducioso di ciò che ho fatto, di ciò che ho visto. E i fatti, anche a distanza di tempo, incominciano a dire, la scienza forense comincia a dire oggi quello che il sensitivo ha detto ieri. Più di questo, signori, non posso dire nulla, non dico nulla, non aggiungo altro. Di nuovo, amici, buon proseguimento di giornata a tutti, dal sensitivo all'occhio di Civitavecchia.